così. Buongiorno, io sono la signora Cocci, Rosina Cocci. Vi faccio vedere come si faceva un macarone all'antica. Occorre farina, uova, olio e acqua. Allora iniziamo questa ricetta, questa preparazione. Non vediamo l'ora di vedere il capolavoro. Il capolavoro, Finito. qua mettiamo la farina, qua. La cerniamo così. Così è pronta. Da 75 anni! Ma quanti anni ha lei? Lo possiamo sapere? Io ho 81 anni Complimenti, portati benissimo. e a 5 anni le facevo con mia mamma, con i miei sorelle. Io sono una che discendo di una famiglia di 14 figli. Erano 10 sorelle, facevo maccheroni, tagliatelle fatte in casa. A quei tempi non c'era la pasta che passava sempre. Poi sono venuti i pacchi da 5 kg. Non so se ve le ricordate. La pasta. Però si comprava quando si poteva, quando si trovava, perché a quei tempi non si trovava sempre. E quindi noi facevamo tagliatelle, maccheroni fatti in casa, perché la farina e il frumento ce lo coltivavamo noi e quindi la farina ce l'avevamo. Ho messo la farina, ora mettiamo 2 uova, così. Ora sbatto per bene. Preparati nella maidda, come una volta. Nella maidda, si usava sempre la maidda, non c'erano le cose, la plastica non c'era a quei tempi. Avevamo le pentole di grida e la pentola di rame. Ma com'erano i tempi passati, signora, secondo lei? Erano più belle di queste. La Perché cosa più noi bella qual eravamo è? la famiglia, la famiglia che ci riunivamo sempre, i parenti, i nonni, i zii, facevamo tavolate. Suo padre, che ricordo ha di suo padre? Cosa faceva? Mio padre faceva tanti lavori, faceva il carbone, facevamo l'orto, seminava il grano, tenevamo una mucca. Ogni famiglia aveva una mucca e si faceva con quello latte, no? Con il latte Tutto genuino al massimo. tutto quello che c'era, non passava la carrozzella, si mangiava quello che c'era, ogni cosa con il suo tempo, ogni cosa aveva il suo tempo, la frutta di stagione, come quella che c'era. Sto facendo l'impasto. Ora si deve lavorare per bene, tanto.
C'è qualcosa che lei ricorda di quando era piccola, che le è successa? Un ricordo che le è rimasto impresso nella mente? Ci racconti qualcosa mentre impasta? Ti racconto solo questo. Eravamo una famiglia unita. Figurati che tutti eravamo 14 figli e crescevano l'uno con l'altro. Non c'era la balia che ti accudiva. Le sorelle più grandi accudevano quelle più piccole. Ci facevamo i vestitini, ci facevamo le calze, ci facevamo le maglie, tutto noi, tutto a casa. Ci cucevamo i vestitini, le sorelle più grandi insegnavano a quelle più piccole. Mentre i fratelli, dedicati alla campagna... I fratelli è solo uno più grande di me, gli altri sono gli ultimi più piccoli e poi sono cresciute negli anni perché 59, 58, 58 sono, perché la più piccola è nata nel 59. Io mi sono sposata nel 59, quando mi sono sposata io, mia sorella aveva 6 mesi, la più piccola. Lei quanti anni aveva quando si è sposata? Ce ne avevo 17. Ci racconti quel giorno, il giorno del matrimonio? Un giorno di meraviglia. Allora, la mattina, che ricordo ha? La mattina ci siamo preparati, poi siamo scesi dalla montagna al paese. Abitava nelle montagne di Sinagra? Sì, sulla 116, tu la sai? La sai la 116? La statale? Sì. Sì. E siamo partite dalla statale e siamo venute al paese. A piedi? A piedi. In un violetto, in una strada, non nello stradale, che in una strada, con tutti i parenti tutti assieme, no, divise. Erano tutti parenti, tutti assieme, lo sposo, quello dello sposo, quello del me. E poi in chiesa? E poi siamo andati in chiesa, siamo fatti la cerimonia, poi siamo andati, quando siamo tornati a casa, hanno fatto un pranzo in un magazzino. C'era grande che era il magazzino delle nocciole. Il magazzino delle nocciole. E lì il pranzo? E abbiamo fatto un pranzo. Maccheroni? Carne di maiale, tutto quello che c'era. Polpette, tutto preparato di quelle più grandi. Mentre per quanto riguarda, facendo un passo indietro, quando si è fidanzata? Ah, A che età? E allora, cosa ricorda? I genitori? Come glielo disse ai suoi genitori? Non era come ora, non si usava come ora. Si usava che il ragazzo andava dal papà e glielo diceva. Io mi devo fidanzare con tuo figlio. Mia figlia è una ragazzina, cosa ci ha potuto dire mio papà? Ma poi ha vinto l'amore. Sì, poi ha vinto l'amore, siamo stati 4 anni in alti e bassi, che i genitori non volevano. Quindi un po' di olio per... Per morbidire, per questa è una cosa che la facevamo sempre. Si ricorda una canzone di quando era piccola, qualcosa che cantavate? Che canzone cantavate? Cantavamo tante E una così, Aspetta. improvvisata. Fiori di melograno
Lo so che tu mi vuoi bene, però mi conviene di stare lontano. Io nei baci tuoi sento la nostalgia, guarda nel cielo turchino finché non uccellino dovete arrivare. Questo cielino vieni dal mare, che vieni a dire, che vieni a fare una letterina, ti viene a portare e un mazzolino di fiori per te. Porta un biglietto nel quale c'è scritto ti amo e t'aspetto domani alle 3. Il vero amore nelle parole. I veri sentimenti di una volta, forti, che la emozionano. Vediamo gli occhi lucidi di emozione. Ma l'amore in passato, quanto era importante, che significato aveva? Importantissimo, che figuri che non si usciva prima se non si andava dal papà. Il ragazzo andava dal papà e gli dichiarava io voglio a tua figlia, a sua figlia, perché c'era l'educazione, si parlava agli anziani di lei. È davvero un piacere essere in sua compagnia oggi, per questa preparazione e ascoltando le sue parole. Adesso facciamo i spaghetti. I maccheroni. Ma noi si cantava, si andava in giro, si andava a lavorare e si cantava, si imparava l'uno con l'altro. Si cantava prima, non era come ora che tu fai tic tic col telefonino. Non c'erano i telefonini. E come si viveva senza telefoni? Come si viveva senza telefoni? Si viveva così. La televisione a casa nostra è arrivata nel 73, 74, la luce. Prima non c'era nemmeno la luce. Avevamo il lume a petrolio. Per quanto riguarda invece la scuola, le elementari, cosa ricorda? Nell'elementare mi ricordo, noi della strada stavamo 200 metri sopra della statale, della 116. E a scuola venivano qua a Padri, che Padri è qua sopra, e venivano a piedi. Venivamo qua a scuola. Era tutto, facevamo prima, seconda, terza, quarta e quinta, tutti in una stanza. E tutte con un maestro, con uno come maestro. E mi ricordo tante cose, mi ricordo a tutti quelli della contrada, tutti i ragazzini, tutte me le ricordo io. Qualche poesia, qualche filastrocca? Poesia, la preghizzia nel mercato, un mercato lo comprò. E il soggiorno era suonato quando a casa ritornò. Prese l'acqua, accese il fuoco, si sedette, riposò. E intanto a poco anche il sole tramontò. E a letto la meschina senza cena se ne andò. La sapevi? È un piacere averla presa e custodita. Registriamo queste testimonianze uniche della signora Rosina oggi qui a Sinagra. Così era la preghizzia.
Cosa Poi farà? facciamo un altro procedimento. Facciamo così. Andiamo così, piano piano. E le mettiamo qua. Questa è una tovaglia di lino antica. Ora qua si asciugano e poi quando si vogliono mangiare, mangiano. Mettono qua per non si attaccare, per... Naturalmente la ricetta poi, quando verranno cucinati, la faremo un'altra volta. Ma come ci racconta un po' per fare la salsa, il sugo? Il sugo noi facciamo affatto, diciamo, secca al sole, non la salsa come si fa ora. Non lo so se lo conoscete, l'assato fatta al sole. E come? Come? Ci racconti? Si fanno i pomodori, si mettono in una caldaia grande, si bollono, poi si passano, poi si ribolle l'astratto, si ribolle, si mette un bel po' di sale e poi si mette su nei piatti e si asciuga al sole. Agosto che c'è il sole forte, si asciuga al sole, si gira e poi si mette con lo sott'olio, si lavora bello in una cosa di creta e poi si mette nei vasi sott'olio, sempre con l'olio, si mette nei vasi con l'olio. Facciamo quello, prima che era quella la nostra ricetta, astratto e carne che c'era, carne di maiale, salsiccia, il lardo, le croste, quello che c'era. Si faceva proppette, facevamo le proppette. La presidente della Proloco Enza Mola ha portato Ho portato l'estratto di pomodoro. Questo. Questo è astratto di pomodoro, qua sott'olio, lo vedi? Basta un pochino poco Così. nel sugo e Un diventa cucchiaio, con un buonissimo. cucchiaio questo fai il sugo con 2 cucchiai di questo. Presidente, cosa diciamo di questo momento che abbiamo vissuto e condiviso E con dico tutti? che noi abbiamo una signora qua a Sinagra che è un tesoro umano da inserire nei beni immateriali. Adesso pensiamo di fare veramente la pratica perché merita di far parte dei beni immateriali di Sinagra. E quindi che dire, grazie, la chiamiamo per la scuola e la signora è a disposizione, facciamo l'orto e lei viene con l'orto, facciamo una gita e andiamo a casa sua, è una persona speciale. Quindi noi vogliamo mantenere le nostre antiche tradizioni, per questo che la signora va a scuola a fare i maccheroni per i bambini. Anche i bambini fanno i maccheroni, perché vedete che i maccheroni alla sinagrese sono diversi dagli altri, glielo dico signora Rosina. Sì, Questi sì. sono sottili, non sono grossi, Sì. sono buonissimi, anzi vi invitiamo alla prossima volta, faremo un sugo e li assaggerete. Quanto prima, vero signora Rosina? Sì, quando Quanto io prima. sempre disponibile. Noi la ringraziamo. Io sono sempre disponibile. È stato veramente un gran regalo averla conosciuta quest'oggi. Grazie per tutto quello che ha fatto e per la passione. Grazie a voi. Grazie, ringraziamo la signora Grazie. Rosina Coci. Coci, la presidente della Proloco Enza Mola. Grazie a voi di essere venuti a Sinagra e aver conosciuto questa meravigliosa signora. Grazie. Grazie, un caro saluto e continuate a seguirci sulla pagina Facebook di Bella Sicilia e su Onda TV perché prossimamente il video completo, scattante e davvero interessantissimo da Adriano e Gabriele. Al prossimo video, grazie! Arrivederci, Ciao, arrivederci. ciao, ciao. Ciao, bella Sicilia.